I conti della Fondazione Arena di Verona sono stati risanati e il commissario Salvatore Nastasi, capo di gabinetto del ministro Bondi, ha concluso il suo incarico nominando il nuovo direttore artistico Gianni Tangucci. Nella cerimonia di commiato il presidente Galan ha sottolineato la bontà dell'intensa collaborazione tra Ministero dei Beni Culturali e Regione per far uscire dallo stallo l'ente lirico di cui è presidente il sindaco di Verona Tosi. Il ministro Bondi, del canto suo, ha ribadito che ci vuole presto una riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche. Si è svolta tra Alleghe, Falcade e Feltre la 27esima edizione dei Giochi della Gioventù di Alpe Adria. La manifestazione riservata agli under 17 ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 12 regioni, tra cui Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Ai giochi ha rappresentato la regione l'assessore bellunese Oscar De Bona e per il mondo sportivo veneto era presente il presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle. Sci alpino e sci nordico, hockey su ghiaccio e snowboard, le specialità in cui sono stati impegnati ragazze e ragazzi europei. Importante manifestazione sportiva, ma soprattutto anche occasione per fare incontrare su una cosa bella come può essere lo sport e nobile come può essere lo sport le future classi dirigenti delle regioni che appartengono oggi a paesi diversi, ma in una prospettiva futura europea sono destinate a una collaborazione sempre più stretta in tutti i settori. 27 milioni di euro in 3 anni dal 2007 al 2009 sono stanziati dalla Giunta regionale per le aree svantaggiate della montagna veneta. Si tratta di un contributo importante per i comuni transfrontalieri e per quelli che confinano con le regioni a statuto speciale. Ecco, abbiamo già erogato la prima parte del 2007, stiamo predisponendo per il 2008 e quindi prossimamente sarà anche per il 2009. Finanziamo una serie di progetti che i comuni assieme, che si mettono assieme, richiedono e abbiamo garantito che nell'arco di 3 anni a tutti i comuni toccherà una fetta per poter realizzare queste opere. In Veneto potranno essere investiti 1.838.000 euro per finanziare e realizzare 10 progetti di farmacovigilanza proposti dal Coordinamento regionale sul farmaco e dalle ULSS. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Sandro Sandri, ha dato il via libera a 10 importanti progetti che verranno realizzati da strutture delle aziende ospedaliere e ULSS di Verona e Padova. Circa 3.500 missionari di 9 diocesi venete sono elencati per la prima volta in una pubblicazione curata dall'associazione Luci nel Mondo grazie alla collaborazione dell'assessorato ai flussi migratori. È un segno di riconoscenza per il lavoro dei missionari, ha detto l'assessore Oscar De Bona, svolto con dedizione e nel più assoluto silenzio.